Ben ritrovati a questa nuova puntata di Albignasego Channel. L'amministrazione comunale si sta occupando del nostro territorio e, preoccupandosi per le forti alluvioni degli ultimi anni, ha intrapreso i lavori di pulizia dei fossati. Vediamo il servizio. Abbiamo avviato anche quest'anno un intervento di pulizia, sistemazione e allargamento dei principali fossi del territorio comunale, questo per scongiurare gli allagamenti del periodo primaverile e autunnale. Abbiamo i campi liberi in questo periodo e quindi abbiamo avviato questo progetto che è composto da pulizia di 8 km di fossati nel comune, espurgo delle condotte interrate e in più abbiamo previsto anche nuovi tratti da aprire proprio per creare degli invasi, quindi un intervento concreto che sicuramente darà i suoi benefici nel prossimo periodo primaverile. Passiamo agli appuntamenti della settimana. Giovedì 5 marzo alle ore 17 a Villa Ubizzi ci sarà l'incontro con il poeta e scrittore Ulisse Fiolo, che leggerà alcune delle sue poesie tratte dal libro Bronze e Semenze. Continuano gli incontri con lo IOV, il prossimo appuntamento è venerdì 6 marzo a Villa Ubizzi. Ci sarà l'incontro per la prevenzione del tumore alla mammella in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità di Albignasego. Sabato 7 marzo dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede di Informa Giovani sotto la Polizia Locale. Gli incontri saranno gratuiti, l'iscrizione è online e allo sportello di Informa Giovani di Albignasego. Venerdì 27 febbraio si è tenuto l'incontro dal tema SOS Mobbing in collaborazione con la Commissione di Pari Opportunità. Vi lasciamo al servizio, continuate a seguirci. Si è concluso il ciclo di incontri con la Commissione Pari Opportunità di Albignasego. Venerdì 27 febbraio nella Sala Verde di Villa Ubizzi si è tenuto SOS Mobbing. È intervenuta la dottoressa Barbara Bagante del Centro Antimobbing di Padova. A chi rivolgersi in caso di necessità? C'è il Centro Antimobbing di Padova, che è la nostra associazione, dove c'è un'accoglienza interdisciplinare tra psicologi, sindacalisti e legali. Però ricordiamoci anche che c'è presso lo SPISAL, quindi il servizio della sicurezza sui luoghi di lavoro del USL 16 di Padova, uno sportello preposto. La nostra associazione ne ha visti un pochi, l'anno scorso 135, in media sono sui 100 all'anno, siamo sui 760 dal 2008 quando abbiamo iniziato. La dottoressa Daniela Benvenuti ha spiegato quali sono i profili psicologici del mobbing. La maggior parte delle persone si accorge, prende coscienza di essere mobbizzata, cioè che tutti i problemi somatici e disagiati e depressivi che ha non derivano da loro stessi, da un qualcosa che parte da un loro esaurimento psicofisico, ma dal modo in cui sono trattati sul posto di lavoro. Il rischio psicologico comincia con disturbi psicosomatici e disturbi psicosomatici con uno stato di attivazione cronica dei sistemi di allerta. Praticamente la persona è sempre in allerta, sta sempre difendendosi da qualcosa. Chiaramente una situazione del genere, passato qualche mese, diventa molto pericolosa per l'organismo perché colpisce gli organi più deboli della persona. Quanto è difficile rendersi consapevoli di questo problema? È difficile e si può aggirare il problema divulgando le informazioni il più possibile, perché le persone nel 70% dei casi sono convinte per un buon periodo di essere loro, che parte da qualcosa di interno a loro, che in loro c'è qualcosa che non va, e non è così.